Proseguendo verso destra, si vedono ancora due cordate impegnate nella salita della via evidenziata dalla lettera G, che con i suoi circa 500 metri costituisce la via di maggiore sviluppo tra quelle oggi percorse. Ok, parliamo di formazione. Mi trovo col comandante Petrella. Ecco, come si fa ad arrivare dove siete voi? L'accademia, gli anni, gli esami? Un po' questa è la domanda. Sì, si accede di solito dopo il diploma, la maturità, e si accede facendo un concorso che poi dura, diciamo, parte da una selezione da test, si prosegue poi con delle prove psicoattitudinali, prove fisiche per poi concludersi con un esame di matematica, ecco, una prova orale. È un concorso abbastanza duro, molto lungo, e permette a questi giovani nella fascia d'età tra i 18 e i 22 anni di poter accedere appunto come allievo ufficiali dell'esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, in tutto quanti anni dura la formazione? Il biennio accademico dura 2 anni, poi si prosegue con la scuola d'applicazione, sono altri 3, e dopo il biennio accademico questi giovani escono con il grado di sottotenente. Ce ne sono tantissimi di giovani qui oggi, infatti abbiamo visto. Sì, diciamo che ogni compagnia più o meno sono una sessantina di allievi ufficiali, abbiamo 4 compagnie, la prima e la seconda armivari, la terza medici e ingegneri, la quarta dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, negli ultimi anni c'è stato anche un aumento dell'iscrizione, per così dire, di ragazze. Sì, è aumentato il numerico del personale femminile negli ultimi anni, anche perché dagli ultimi decenni il personale femminile è stato inserito nelle varie categorie, a partire dalla truppa, sottufficiali e ufficiali, e anche da qualche anno, da un paio di anni, nelle scuole militari. Ecco, ci dicevano anche che c'era la provenienza di eserciti stranieri. Sì, ci sono, ecco, diversi allievi ufficiali da paesi con cui l'Italia ha fatto degli accordi bilaterali, paesi come Thailandia, Azerbaijan, Niger, comunque sono ben integrati all'interno del gruppo e non hanno difficoltà a sostenere sia gli esami sia tutte le altre attività previste durante il biennio accademico. Quindi effettivamente alla fine poi entrano proprio a far parte dell'esercito italiano? Beh, loro seguono l'iter previsto, poi insomma in base agli accordi presi con le loro nazioni possono, di solito rientrano nei loro paesi col grado di ufficiale per poi proseguire la carriera nei loro paesi. Ecco, e invece alla mia sinistra mi trovo con Gli ufficiali liguri della seconda compagnia armivarie, e sono al termine del primo anno d'accademia e ci troviamo appunto in ambiente alpino per effettuare un addestramento. Che cosa farete oggi come addestramento voi? Oggi assisteremo a un'esercitazione comunque del corpo degli alpini, in modo per anche conoscere meglio questa specialità molto ambita da parte di molti allievi ufficiali, che ha portato comunque gloria e onore sempre sia all'arma di fanteria che comunque all'esercito tutto. Questa è la vostra prima esercitazione, quella di quest'anno oggi? Sì, è stata in realtà la seconda, perché anche nel mese di giugno siamo stati nell'area di Tauriano, vicino Pordenone, a fare esercitazioni particolarmente con la specialità dei carristi e
comunque altri rami dell'esercito. Lancio delle corde e si stanno per accedere alla calata. I primi si posizionano sul bordo della parete ed iniziano la discesa. Si muovono per pochi metri con i piedi in appoggio sulla roccia e poi, a causa del forte strapiombo, procedono completamente sospesi nel vuoto. Questo tipo di discesa utilizza la corda passata doppia all'interno di un idoneo ancoraggio, di norma 2 o 3 chiodi collegati tra loro da un cordino e da moschettoni, e l'impiego di mezzi meccanici denominati discensori per conto della corda si presta a gestire la calata in sicurezza. Ogni alpino, per precauzione, si autoassicura mediante un nodo autobloccante sulla corda di calata. Siamo in compagnia del luogotenente Ettore Taufer. Che ruolo hai ricoperto per quest'oggi? Bene, io sono qua come responsabile del gruppo militare d'alta montagna che ha sede ad Aosta presso il centro addestramento alpino. Sono un istruttore militare, faccio i corsi a militari sia italiani delle truppe alpine sia reparti speciali. Oggi ero qua nella veste di istruttore appunto durante la dimostrazione dell'esercitazione Falzarego. Erano qua presenti il gruppo di ragazzi, l'avete visti, notati, erano con la divisa rossa perché siamo un gruppo speciale di ragazzi appunto che vanno in montagna per passione, perché gli piace fare proprio questa attività sia in Italia sia all'estero. Siamo appena tornati da una spedizione extraeuropea in Patagonia e in Aconcagua. L'esperienza è stata positiva. Il monte Cerro Torre, che era la nostra montagna principale in Patagonia, non è stato possibile salire fino in cima perché le condizioni meteo non ce l'hanno permesso. Però il monte Aconcagua, che pur essendo vicino a un 7000 e un 6.997 metri, siamo riusciti a salirlo fino in cima. Le esperienze che si fanno all'estero poi vengono tradotte anche durante i nostri corsi. Ci sono spedizioni alpinistiche
dove richiede una certa preparazione tecnica, una certa preparazione fisica, psicologica soprattutto. Un'esperienza per esempio di 5 anni fa, quando abbiamo fatto la spedizione in Antartide al Monte Vinson, dove abbiamo potuto fare per la prima volta una via nuova che portava dalla base di Patriot Hills in Antartide, dopo essere partiti da Punta Arenas, e arrivare fino alla base del Monte Vinson, che è la montagna più alta del continente antartico, e quindi testare e provare abbigliamento, materiali, alimentazione, e è stata tutta una conseguenza di questa dovuta anche alle ditte che hanno sponsorizzato questa spedizione, per trasportarla poi nel nostro ambito militare e nei vari teatri di missioni all'estero, tipo Afghanistan, Libano, Kosovo e via dicendo. Quindi avete una vera e propria collaborazione con queste aziende di materiali? Sì, negli ultimi anni siamo riusciti ad operare tanto con loro, abbiamo fornito loro preziosi consigli per quanto riguarda soprattutto l'abbigliamento, le calzature, e questo fa sì che anche l'alpinista, il soldato, possa avere il miglior materiale e agire, muoversi in montagna non pensando alle conseguenze che potrebbero esserci se si opera in un ambiente invernale, per esempio, partendo da una certa quota dove la temperatura è sicuramente più bassa, e poi salire a quote più alte dove la temperatura si abbassa notevolmente. Si possono evitare per esempio dei congelamenti, dove questo rallenta di molto l'attività e può compromettere anche una certa esercitazione. Quindi per esempio l'abbigliamento che avete usato oggi di che materiale è fatto? Per che condizioni è meglio? Ovviamente questo è un materiale che va bene per quote medio-alte, fino a circa 4.000 metri, 4-5.000 metri. Noi operiamo tanto nel gruppo del Monte Bianco, gruppo del Cervino, del Monte Rosa, come montagne da noi più conosciute, dove anche gli allievi fanno attività di ghiaccio e di ghiacciaio su quelle quote. È un abbigliamento idoneo che evita la sudorazione, ha una certa traspirazione e ovviamente non impedisce di fare l'attività in montagna, non solo di arrampicata ma anche su ghiaccio.